Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi video particolare, unboxing e gameplay perché proviamo la periferica più curiosa della storia del mondo, ragazzi. Ho già fatto il video degli acquisti di settembre, quindi sarà anche là. Ma se me lo voglio vedere così, vediamo cos'è, raga, magari una cagata. Boh, non lo so. So solo che oggi unboxiamo Ragnarok, il mouse pistola, the best vertical mouse for gaming. Questo è dato per FPS, per insomma diciamo tutti i giochi dove devi sparare, ovviamente. Ergonomic design, blue switch trigger, gang grip design with recoil feedback, optical pixel dual mode e si gode. E niente raga, lo proviamo e poi proviamo su un code che ho per PC, il Vanguard mi sembra. Comunque non ho preso l'ultimo perché sono così con i code, magari uno lo gioco, due no, uno sì, tre no. Aspetta un attimo, non vorrei proprio distruggere la scatoletta. Riusciamo a far solo così, vediamo. Ho già paura di far cagate. Niente, così non va, proviamo a toglierla così. Tanto so già che questa scatola partirà, vabbè, non è che dobbiamo tenerle tutte per forza, però magari riuscire a toglierla decentemente, niente. Non era questo il modo di toglierla, comendone rimbambito. Scusate un attimo ragazzi. Così però non si rompe. Unboxing di quelli proprio importanti, ma perché fare una cosa così? Ecco, scusate, non voglio far vedere questo scempio. Eccoci qua. Il cume e gli unboxing sono una delle cose più strambe della storia. Eccoci qua. Beh, vabbè, c'è un po' rotta, ma vaffanculo. Dopo sistemiamo. Allora, vediamo un po' come è fatto. No, vabbè. Nato per gli FPS, bellissimo. Non ci credo. E apertura, eccola qua. Ciao raga. Allora, qua abbiamo preso la base, caricatore. Allora, per caricarla chiaramente la base con dispositivo wireless. Cacchio, ma è pesantina, raga, non sembra niente male. Aspetta, cerchiamo di non rompere subito il tutto, grazie. Però dovrebbe andare così teoricamente, credo, no? Adesso dopo. Bene ragazzi, il tutorial su come far cagare. Se di qua, ah no, eccola qua, buon, perfetto, scusate, aspetta che faccio vedere. Eccoci qua, così va. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. E ti godi, eccolo qua. Quindi così spari, questo è un altro tasto, sarà da configurare. Buono, però anche diciamo come peso, come tutto sembra molto molto valida. Questo sarà per sparare, questo sarà sul tasto destro probabilmente, infatti credo di sì. Infatti left e right. Ok. Però è proprio bello perché sembra veramente che insomma impugna la pistola, insomma, stai impugnando la pistola, molto figo, molto molto bene, la cosa mi piace assai. Niente raga, adesso proviamo l'in-game e vediamo un po' cosa combiniamo, ci ribecchiamo tra poco su COD. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, adesso siamo nella parte gameplay, abbiamo settato un po' sta pistola mouse, sarà dura secondo me, devo un attimo prendere la mano, anche per come si dice, c'è l'abitudine che non ho, sinceramente. Vediamo come andiamo. Sono abbastanza curioso, Beppe. Troveremo una partita, giocherà ancora qualcuno se gioco? Speriamo, cazzo, era bello. Ho giocato anche abbastanza a questo, però purtroppo gioco ma mi stufo anche presto, però. Ricerchiamo una partita.
Ricerchiamo la partita. Chiaramente solo deathmatch a squadre, io gioco solo a quello, cioè sono un boomer anzianotto, quindi solo deathmatch a squadre mi piace. Vabbè, tagliamo un attimo, ci becchiamo se trovo una partita. Ok raga, ci siamo. Vediamo un po' cosa combiniamo. Siamo con l'equipaggiamento sbagliato però. Mamma mia, no, fioi, cioè... Perché non ho quello oro? Dovrei avere la... Dovrei avere la pistola d'oro però. Perché? Ah, ok. Adesso vinciamo tutto. Devo prendere leggermente la mano, Beppe. Qualcosa ho ucciso però. Dai, pian pianino. Pian pianino. Cioè, bellissimo così però, è una figata. Faccio cagare, ma è bellissimo. No. Ce l'ho fatta? 2-3. Bel rapporto. Appena finita la partita, perfetto. No, però domina, ci sta proprio. Ci sta tanto, ragazzi. Madonna, ciao. Ma ce ne facciamo un altro, ovviamente. Bene. Ragazzi, hai visto le due uccisioni del cubo hanno fatto la differenza. Ho fatto parecchie volte sono entrato in questa classifica. Non ero scarsissimissimo. Però. Ok, benissimo. Vai. Bravo. Adesso vediamo se magari ci danno la possibilità di farne un'altra. Che bello. È durata un po' poco la partita, che sfiga però. Cioè, appena entrato, subito finita. Culo come indiano, signori. Dai, trovamela subito così non devo riavviare, dai, grazie. Ok, ragazzi. Vai. Secondo me è ancora un po' troppo sensibile, però vediamo. Per tirare le bombe? No. Ah, così. No, vabbè. Ok, ok. Devo un attimo. È che non dovrei proprio andare... Cioè, ho capito che... Ancora un po' di sensibilità devo togliere, secondo me. Ma zio, ok. Per provare... Sono proprio una pippa, però, eh. Non mi ricordo più one cazzo. Spara! Mamma mia. Fatalità. Solo cos'ha, cazzo? Mamma mia, raga. Chiedo venia. Chiedo venia. Prima che ho la mappa di là, però forse non si vede neanche benissimo. Mamma mia, il pippone. Uccisione, no. Ti ho ucciso allora. Cioè, bellissimo comunque, è veramente un'esperienza che da provare, secondo me. Chiaramente per uno bravo sicuramente è meglio. Però è comodissimo. Mamma mia, siamo 2-5. Figura in merda, figura in merda. Scusate un attimo, provo a cambiare la visuale. Ok, raga. Dovremmo esserci adesso. Non riusciamo a fare una partita decente. Ecco. Dai, una sola. Una sola decente. No, ma che cazzo. Ho cambiato anche la sensibilità, mi sembra ancora...
Devo limarla proprio. No. Ma porca puttana. Oh ma... Godo. Merda. Non ho col mirino così, mamma mia. Non ho proprio la mobilità, cioè non... Belli, quanto mi gasa. Niente, uno che è uno stronzone che passa. Godo. Eccola là. Un po' di culo mai. No, non ci credo. Un colpo era morto. C'avevo dietro l'altro. Queste mappe non me le ricordo neanche. Non l'ho neanche mai fatta sta mappa. È che mi sento un po' strano che la fanno così. Oh, ma uno che mi passa di schiena neanche per sbaglio. Che bello. Non passa nessuno. Vedo i nemici a caso. Quando cacchio sono? Ma oh! Mamma mia, oh! Grazie. Se non si muovono neanche per sbaglio, in pratica. Disastro, scusate, volevo provare il mouse, sto provando come morire, tutorial su come morire. Veramente non gioco da un anno. Ma non si muove, sta gente non si muove. Che cazzo. Godo. Calma. Con calma. Siamo 5-8, bene. Siamo forti. Gioco tutto a cannone, ovviamente. Che sfiga, oh. È chiaro, devo caricare adesso. Devo caricare adesso, ovviamente. Cioè, devo caricare l'unico momento quando devo caricare. Un cume degno. Un cume degno. Ma no, cosa sto facendo? Ma che cazzo di armi ho preso? Dov'è la mia arma? Merda, l'ho visto, ma è troppo tardi. Morirò.
nella mia arma. Aspetta, qua spostiamo un attimo. Ecco. No, raga, chiedo perdono. Qualcosa ho ucciso, però. Qualcosa ho ucciso. Comunque è un gran bel prodotto, sicuramente per chi è forte lo può usare meglio. Però non ero così scarso, ve lo giuro, che non gioco da un anno. Comunque se ho fatto la pistola d'oro un motivo ci sarà. Ecco. Niente, sempre di spalle. Sempre di spalle. Cioè, impressionante. Ecco. Chiudo a 5-12, mamma mia. Vabbè, raga, abbiamo visto questo splendido prodotto, ripeto. Magari mi alleno un po' di più, lo facciamo vedere in maniera un attimino più decente, perché ho fatto abbastanza schifo. Però la giocabilità è meravigliosa, è bello. È anche troppo fluido, secondo me. Ho messo poco di sensibilità, ma ragazzi, è più sensibile di un bambino curioso. Ma anche il modo di sparare tutto assieme di avere una pistola. Cioè, molto molto bello, raga. Per secondo me la cifra. Vale la cifra spesa. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!